No, assolutamente. Andiamo alla carta d'identità che abbiamo del primo ospite di questa mattina, la nostra scheda che ce lo presenta. Il nome e il cognome sono abbastanza, devo dire, già una cartina di tornasole. Nome Mauro Pili, cognome nome Mauro Pili, nome Mauro, cognome Pili, data di nascita 16/10 del 1966, professione politico giornalista, segni particolari tenace. Buongiorno a Mauro Pili. Buongiorno a voi. Che diventa un nome e cognome subito. Mauro Pili, uno lo dice in fretta e insieme, perché chiaramente da sempre si conosce Mauro per la sua tenacia, non solo, ma anche per la grande capacità di raccontare, perché alla fine il giornalista che è in te non è mai sparito, no? È rimasto dentro queste mura, ma credo che resti nel sangue il vivere con emozioni militanti, la cronaca e non solo. Il presidente Mameli conosce la storia sindacale di questi ultimi 30 anni, almeno in Sardegna, e sa che era difficile, che è sempre stato difficile viverli in maniera distaccata. Quindi il problema della comunicazione oggi è entrare dentro una notizia, viverla e farla vivere con quelle emozioni che credo che siano davvero la rappresentazione migliore dei fatti, degli avvenimenti della cronaca quotidiana. Ma ti manca fare il giornalista oppure te ne sei dimenticato? Io no, non me ne sono assolutamente dimenticato, penso che sia ancora una delle professioni più esaltanti e comunque nell'attività politica molto spesso bisogna fare dei giornalisti, bisogna andare a scovare quello che la politica e le istituzioni non ti fanno vedere. Su molte vicende bisogna fare spionaggio. quello forse è vero, per portare alla luce determinate situazioni. Perché le lobby che governano il sistema del paese e non solo, gran parte delle notizie le tengono nascoste. Tutta una serie di vicende, dalla Tirrenia all'Alitalia per arrivare alle scorie nucleari, vivono nel silenzio più assoluto. Mi dai un gancio adesso, però Renzi ha appena detto rendiamo pubbliche tutte queste vicende che sono state fino ad ora oscurate da segreto di Stato. Io penso che queste siano operazioni da fumo negli occhi. In realtà le cose segrete le terranno segrete. Non credo che sulle stragi ci possano essere fatti tenuti nascosti da chi che sia. Sono capitoli oscuri sui quali certamente non vi è la certezza del risultato. Una domanda: perché questa segretezza sempre? Tutti i governi, da destra, da sinistra, quando si tratta di certe dinamiche, dice segreto di Stato. Ma secondo te nel 2014 è giusto ancora tenere certi segreti di Stato? Io non ne vedo né la funzione e soprattutto di fronte all'agire della magistratura, che non ha mai utilizzato, non ha mai accettato il segreto di Stato sulle stragi, quindi infatti, ne ha fatto a meno del segreto di Stato. In realtà non sono mai venuti alla luce episodi che invece non penso che siano stati nascosti, episodi tipo servizi segreti che mettono o che compiono attentati, perché nessun Presidente del Consiglio si sarebbe assunto la responsabilità di nascondere un fatto così rilevante. Ok, il sequestro Moro, che è uno di quei casi che dopo 30 anni se ne parla ancora tanto, non credo che dopo 30 anni ci siano novità che possono emergere, anche perché tutti i protagonisti di allora o sono a miglior vita. Certamente sarà difficile ricostruire quei dettagli. Così come in tutta la società ci sono dei fatti che albergano soltanto nella mente degli uomini, quindi è difficile ricostruirla, perché non ci può essere un atto che testimonia quello. Come tutti i processi ci sono verità e verità. Bene, il presidente Mameli mi porterà dentro la politica, io cercherò di tirarmi fuori, perché io una domanda gliela devo fare subito. Ne ha già fatta una. Scusi, ha ragione. Poi mi accusa di prevaricato. Io l'accuso. Io non l'accuso. Siamo in democrazia. Lei faccia il suo gioco, io faccio il mio. Diciamo che c'è il presidente e l'amministratore delegato. Esatto. Allora, il giornalista Mauro Pili, da chi ha preso la passione per questo mestiere? Perché io so che anche tuo padre era giornalista sindacalista. Sindacalista come è stato prima? Com'è nata? Io sono arrivato alla professione per caso. Ma nessuno in famiglia aveva velleità? Nessuno. È stato un caso. Io guidavo il movimento studentesco dell'84-85.
La Nuova Sardegna allora mi chiese di fare degli articoli del movimento dietro le quinte, gli amori delle ragazze di sinistra con i ragazzi di destra e viceversa. Quindi non scontri di classi, io pensavo no, che invece ti occupasse di scontri di cronaca classe. rosa interna. Beh, ma siccome per cultura familiare, il gossip del movimento studentesco, chi lo finanziava, quali erano le ragioni, e raccontare dal di dentro questo movimento che allora si chiamava Pantera, e fu quella l'occasione che mi diede la possibilità di iniziare a scrivere per la Nuova Sardegna. Il compianto Gino Zasso mi chiese questi articoli, poi ad Iglesias si ammalò per qualche giorno il corrispondente locale, mi chiesero di seguire un convegno sui trasporti, e lì iniziò la mia carriera giornalistica. Arrivai negli studi qui vicino perché mi era stato chiesto di fare il corrispondente del Sulcis per tutte le lotte operaie per Odeon TV, che oggi non esiste più. In quello stesso giorno si dimise Mario Melis. Insomma, tu il presidente della regione. No, ma dico, ha vissuto di sfighe degli altri, cioè qualcuno si è ammalato, quell'altro si è dimesso e lui c'era. Il presidente era un giovincello. Mario Melis era presidente della regione. Come Schillaci, tu eri sempre in zona gol. Sempre pronto a intervenire. E Mario Melis si dimise e io non iniziai mai a fare il corrispondente dal Sulcis. Fermati, ma una domanda, adesso tornando indietro, perché per me è anche un fatto di affetto questo autorevole politico qui presente, ma in quel periodo mi pare che tuo babbo fosse assessore regionale con no, in quel periodo una domanda, stiamo parlando dell'80, 87, 88. O con Rice è stato? Nel 80, 81. Pensa, meno male che ha affetto personale, si ricorda tutto. Non ricordavo questo, se era con Rice. Se non avesse avuto affetto. Io ho incontrato il presidente Mameli e devo dire nelle lotte sindacali. Se lui ha iniziato l'attività giornalistica da conduttore, lo deve un po' anche a me, perché io sistematicamente ogni telegiornale c'era la clip del presidente Mameli. Questo è vero, gli devo dare atto a Mauro. Che argomentava in maniera chiara e decisa ogni fatto. Potremmo mettere un giorno lui da quella parte dove sei tu e tu da questa parte e facciamo magari un'intervista al presidente. Ci sono ovviamente nella vita professionale tante scelte da dover prendere. Quando è arrivata quella del decidere di abbandonare la carriera da giornalista per salire su quella invece da politico, e quindi un'avventura che non è poi più terminata, perché ancora oggi fai questo mestiere? È stato ad agosto del 1993. Ti sei mai detto chi me l'ha fatto fare in tutti questi anni, o quando adesso ricordi questo momento ti sei mai fatto questa domanda? No. Ho fatto tutte le scelte in maniera compiuta e con grande motivazione, quindi non ho assolutamente rimesso in discussione le scelte fatte in quegli anni. Ero in questa redazione qui a fianco quando scrissi le 3 righe all'allora direttore comunicandogli che prendevo un mese di aspettative. Non utilizzando le ferie. 21 anni di aspettativa, però, o è finita l'aspettativa? No, io sono stato uno di quelli licenziati prima di molti altri, licenziato durante il mio mandato istituzionale. Nel senso che comunque dal 93 in avanti poi non hai più fatto il giornalista. No, non ho più fatto il giornalista. Il sindaco di Iglesias. In quell'occasione mi dimisi poi da Sardegna 1 non appena fui eletto sindaco di Iglesias, e quindi ho da lì iniziato la mia attività politica, istituzionale, ma tenendo sempre gli occhi puntati su quello che succedeva nel mondo dei media, perché penso che la politica non possa essere lontana, distaccata, e che debba in qualche modo utilizzare al meglio la comunicazione diretta con i cittadini. E da sindaco io ho fatto sistematicamente una trasmissione domenicale a tu per tu con la città, con microfoni aperti, perché bisognava ascoltare le critiche non solo di chi in qualche modo viveva la città dall'altra parte. Bene, allora, visto che prima di andare in pubblicità il presidente Mameli, ma anche tu Mauro, stavi parlando dell'esperienza da sindaco di Iglesias, abbiamo una clip legata a questo, vediamo. La nostra parte c'è una condizione, quella di poter dare una speranza per costruire oltre le nazioni. Grazie. Chiedo l'aiuto di tutta la città, anche di chi non mi ha votato, perché questa città bisogna ricostruirla e possiamo costruirla soltanto insieme.
io credo che ci debba essere da parte di tutti la volontà di ricomporre le divisioni, che siano ancora maggioranza e opposizione, ma che sicuramente si partecipi tutti per una ricostruzione, partendo non più dagli schemi vecchi dei partiti, ma pensando più alla nostra città e meno alle segreterie dei partiti. L'età era molto giovane, il più giovane sindaco forse di tutta Italia, era 27 molto anni. polemico già da allora. Non ho tempo adesso per approfondire, lo facciamo quando torniamo dalla pubblicità, perché ci sono gli inserzionisti, il tassativo, poi tra poco anche una telefonica in collegamento con l'Austria, caro Presidente. Sì, gli asburgici tornano? Non gli asburgici, non tornano gli asburgici. ma Omar Magliona parleremo ovviamente di automobilismo. Allora mi va bene. Di gare in salita, lei in salita Sono molto da una bravo. vita proprio. Tra poco. Torniamo in diretta e andiamo subito al telefono. Ringraziamo per essere nostro ospite dopo il weekend a Rechberg Rennen, praticamente in questo circuito, in questo luogo Austria, parliamo di Austria, dove Omar Magliona ha iniziato la sua stagione 2014 per quanto riguarda il campionato europeo della montagna e con la sua Osella PA21 Evo Honda con cambio al volante. Buongiorno Omar, come è andata? Buongiorno a voi. Come è andato questo weekend? È andata bene, un weekend sotto certi aspetti travagliato per via del meteo che non prometteva nulla di buono. Io leggevo grazie anche che nonostante la pioggia eri protagonista anche nelle prove, quindi... Ma nelle prove sono riuscito addirittura a cogliere il secondo tempo assoluto, quindi mettere dietro circa 260 macchine è stato sicuramente importante. Poi in gara le macchine più potenti della mia mi hanno chiaramente sopravvanzato, ma siamo riusciti a chiudere al sesto posto assoluto e vincere la mia categoria. Quindi sono soddisfatto di questo inizio di stagione che sicuramente... diciamo fa pensare bene il futuro. Tu sei 4 volte campione italiano, fa pensare bene per il quinto titolo che arriva però quest'anno con una macchina che ha appunto questa novità per quanto ti riguarda, cioè il cambio al volante. Come ti sei trovato? Sì, ma mi sono trovato abbastanza bene perché il fatto di avere entrambe le mani sempre sul volante ti dà una padronanza del mezzo migliore. Chiaramente dovrò adattarmi, bisogna fare dei chilometri e cercherò di rendere sempre al meglio nella mia classe e nel mio gruppo. Bene, noi ti seguiremo, teniamoci in contatto. Complimenti Omar, grazie per averci dedicato questi minuti e buon ritorno. Grazie a voi per l'interessamento, buona giornata. E in bocca al lupo. Grazie a Omar Magliona. Il lupo, grazie. 4 volte campione italiano per quanto riguarda questa formula di gare con prototipi in salita, insomma è un mondo in Sardegna che funziona e anche molto ed è molto affascinante perché sono sempre spazi molto ridotti e le velocità sono direi elevate. Tornando invece alla velocità di crociera per la quale ci eravamo stabilizzati più o meno precedentemente col nostro ospite Mauro Pili stamattina qui ad aprire la settimana dei due di Via Venturi, avevamo lasciato un'immagine, anzi più di un'immagine che vedeva te in campagna elettorale per quanto riguarda poi la tua elezione a sindaco. Che esperienza è stata e la rifaresti? Vorresti di nuovo fare il sindaco o è molto più complicato oggi fare il sindaco? Quella era la prima esperienza che si faceva in Italia di elezione diretta, era la prima innovazione elettorale, istituzionale. Io penso che sia sempre difficile ritornare sul luogo del delitto, come si suol dire. Io ho fatto il sindaco per 2 legislature, ho lavorato con grande passione, con grande impegno e credo che non sia mai giusto ritornare sul luogo dove si è compiuto comunque un percorso molto delineato. Si diceva Paganini non ripete. Sì, in questo caso per me è andata bene così, nel senso che ho affrontato molte questioni, molti problemi e ho vissuto davvero quell'esperienza senza risparmio né di tempo né di impegno personale. Ma almeno su questo io credo che tu abbia sempre mantenuto la stessa coerenza, cioè non ti sei mai risparmiato in nessuna delle tue attività. La cosa che più mi ha stupito di questo video, quando eri giovane, no, a parte quello, però il fatto che anche allora
ci fosse un concetto di distacco dalle logiche di partito. Sì. Che io ho tenuto in questi 20 anni di attività politica come base fondamentale, cioè non chiedete a chi amministra di fare le parti di una o dell'altra della popolazione, bisogna mettere, quando si amministra, al di sopra di tutto l'interesse della comunità. Certo. Ecco, io non ho mai chiesto, non ho mai saputo di chi fosse l'esponente piuttosto quell'altro della società civile. La tessera in tasca per entrare in comune non veniva più chiesta, e credo che questo sia diciamo così, l'esperienza più importante di quei 7 anni da sindaco, che spero possa essere davvero un traguardo per chi oggi, anche in questi giorni, si candida a fare il sindaco, non rappresentare una parte politica ma rappresentare l'interesse generale della comunità. È una sfida difficile in una società che è sempre più protesa a chiedere qualcosa in cambio del voto. Quello che emerge è che io do il voto se tu mi dai qualcosa. Beh, guarda, nelle campagne elettorali di qualunque tipo, adesso siamo in campagne elettorali di altra natura, cioè per le europee, non andiamo ad approfondire, però in quei periodi i cittadini sono i migliori amici degli uomini di palazzo. Poi di colpo, quando finiscono le elezioni, sembra quasi che uno passi davanti a quello che ti ha fatto tante e simpatiche chiacchiere per convincerti e non ti saluta neanche perché non ha tempo probabilmente o non si ricorda più. Insomma, c'è un po' un rovescio della medaglia. C'è una discrasia, come dicono i tecnici, esatto. Rilevante tra quello che si promette e poi quello che si fa. In realtà io ho introdotto nella mia esperienza personale la misurazione delle promesse, ed è una misurazione ex ante da fare prima. Cioè tu mi devi dire che porti l'acqua e mi devi spiegare come la porti, da dove la prendi, con quali strumenti, con quali risorse finanziarie, tecnicamente. A proposito, il presidente Mameli scalpita, a tal proposito, non è acqua ma è... No, prima l'acqua. Prima l'acqua. Tu hai vissuto un dramma probabilmente nella zona per l'acqua, dico bene. La mia città non aveva acqua. Io avevo detto che in 6 mesi avremmo risolto il problema dell'acqua, e lo feci grazie proprio al mio rapporto costruito da giornalista col mondo delle miniere, con i sindacati, con i lavoratori. L'acqua dalle miniere, prelevai l'acqua a oltre 200 metri sottoterra, acqua dolce, fu fatta la sollevazione della risorsa idrica, portata in superficie, fu fatta una circonvallazione idrica che distribuì in pressione tutta l'acqua alla città. Fu una delle soluzioni che noi percorremmo con grande determinazione. Credo che questa sia la cosa fondamentale. Allora, si è bruciato un attimo l'altra domanda. Lei, perché abbiamo 4 minuti più o meno per riuscire a chiudere le due chiacchiere. Fagliela, ma dopo. Prima rientriamo nella zona giornalistica. Sì. Del rapimento di Farouk Hassan cosa ti ricordi? Quasi tutto, anzi tutto. Ok, aspetta, noi ci ricordavamo questo. Vediamo. Dalla regia dovrebbe arrivare un contributo. Grazie Marco, ci occupiamo adesso di teatro, di una prima, non siamo a Milano, non c'è sicuramente la Scala in Sardegna, tantomeno a Cagliari, c'è però un piccolo teatrino, quello di Sant'Eulalia, dove c'è una compagnia che sta facendo veramente strada. Qualche anno fa aveva presentato uno spettacolo dal titolo "Speriamo che venga qualcuno", oggi ne sono venuti veramente tanti per la prima del loro spettacolo. La compagnia è la Pola, ce la presenta Massimo Meda, che è andato dietro le quinte per vedere quello che sta e che è successo stasera. 11 luglio del 1993, un anno dopo Farouk Hassan. 11 luglio del 1993, un anno dopo Farouk Hassan. Questa botta, il servizio era completo, c'erano 2 pezzi, insomma, il primo presentavi la Pola, va bene, ok, il secondo, per quello dicevo cosa ti ricordi del sequestro di Farouk Hassan. Noi ci ricordavamo questa zuccata. Questo lo ricordo fisicamente, nel senso che questo è un pezzo che non è andato mai in onda, se non a Striscia la Notizia, è a Paperissima, perché i miei colleghi simpaticamente avevano messo da parte questo stralcio di questo ingresso nella grotta di Farouk e hanno fotografato. Farouk però noi abbiamo gestito come Sardegna 1 allora la liberazione in esclusiva mondiale. Ovviamente questo era solo l'incipit per ricordare un momento di giornalismo particolarmente
d'assalto, direi, no? Beh, eravamo stati l'unica troupe in assoluto a entrare nella grotta. Entrammo con qualche problema di copertura, però credo che fu davvero un momento importante di attività giornalistica. Le coperture c'erano anche troppe, vista la trambata, sì, però di copertura di illuminazione, perché esatto, l'illuminazione di Pierfranco Sanna, allora, Sì. che era l'operatore che era già entrato, non aveva segnalato la cosa, illuminava soltanto la parte di accesso. Ecco. E c'era lo spuntone che invece non era stato illuminato, quindi la copertura illuminotecnica della grotta era credo che sia stato uno dei momenti più drammatici, insomma, per quanto riguarda la Sardegna, di quel periodo dei sequestri. Ma ce n'erano anche altri. No, io dico uno dei tanti, però Faluca Sanna, io mi ricordo, Te lo ricordi? avevo 17 anni, quindi eri grande. cos'era, il 90? Era 92, 92. Allora, Ma avevo era 15-16 anni. era il primo sequestro in diretta. Sì. È Nel questo. senso dove c'erano le parabole, dove non c'erano più limiti alla comunicazione, quindi tutto questo era stato vissuto con grande attenzione dai media nazionali. Iniziavano anche i grandi talk show nazionali, Sì, esatto. giornalistici, Mixer, tutto quello che si poteva occupare di questo sequestro si occupò. Poi c'era il fascino della famiglia non esattamente sarda, di un padre ismailita che sostanzialmente mise delle regole abbastanza drammatiche, disse: per me il bambino è morto, che era un modo per sottrarlo, diciamo così, alla negoziazione del riscatto. Fu gestito dai media con grande attenzione, quindi fu davvero un sequestro di grande richiamo. Hai un minuto. Brevemente, sì. Tu per fare la domanda, lui per rispondere. Sì, il governo Letta durante le dichiarazioni disse per quanto concerne il Sul ci sarebbe stata una centrale a carbone, finanziata una centrale a carbone. Siccome io come te ho fatto grandi battaglie, la trovo la proposta un po' anche demagogica e strana. Cosa c'è di vero? La realtà è che il governo Letta, come tutti i governi nazionali, dipendono dall'Enel. L'Enel non ha nessun interesse a fare in Sardegna centrali di alcun genere, perché vuole che la Sardegna sia dipendente dal resto del paese. In Sardegna siamo pochi secondo l'Enel e quindi non vale la pena fare investimenti, quindi dobbiamo essere dipendenti dal resto del paese. Questo è avvenuto anche col governo Letta, ma devo dire che in questi anni di Parlamento non mi sono accorto grandi differenze. Le lobby energetiche controllano il sistema politico del paese. Bene. Voglio chiudere solo chiedendoti, la carriera da politico chiaramente va avanti. Ci sono stati momenti in cui hai detto adesso basta, mi fermo e cambio direzione, oppure ancora oggi Mauro Pili vede nel proprio futuro la politica e questa politica? Oggi più che allora vedo come primo obiettivo una missione politica. Credo che la Sardegna non possa essere ancora soggiogata dal sistema nazionale ed europeo. Io intravedo una libertà statuale, che in sostanza vuol dire l'indipendenza della Sardegna da tutto un sistema economico, sociale che ne sta provocando una crisi senza precedenti. Quindi bisogna pensare a qualcosa di più importante, di più grande, che sia un sogno di libertà della Sardegna da questi meccanismi, e su questo io lavorerò per perseguire con grande determinazione nei prossimi anni questo sogno di libertà della Sardegna. Quanto la vita privata è stata un po' messa in discussione per tutto quello che è la tua carriera e i tempi del lavoro del politico? Cioè, nella tua vita privata hai trovato più difficoltà di relazione, di tempi da poter tenerti anche per la tua famiglia, eccetera, eccetera, oppure va bene così? La mia accusa diretta che io rivolgo a me stesso è proprio quella di aver vissuto l'attività politica H24 e quindi di aver lasciato poco o niente spazio alla mia libertà personale, però è un sacrificio che ho fatto con convinzione e con passione. Bene, abbiamo scoperto un po' di più anche del Mauro Pili uomo. Romantico. Lei voleva traviarmi, buttarmi sulla politica, io non ce l'abbiamo fatta raccontare anche un po' il Mauro Pili, che così insomma nasce come giornalista, ma poi è un, devo dire, grande professionista e un raccontatore di storie, se vogliamo, e quelle storie che poi alla fine ci piace sentire, anche per quanto riguarda le tue battaglie, le battaglie che hai portato avanti e porterai avanti ancora da qui in avanti. Grazie Mauro Pili. Mauro, grazie. Ci lasciamo per pochi istanti, ma con i due dell'abitacolo, prego.